Ciao a tutti, ben ritrovati anche in questo appuntamento dedicato a Udine. Vi vedo voi lì che state girando tra shopping, belle passeggiate sotto il sole di Udine, ecco, diciamolo in questo caso. Dopo delle bellissime giornate dedicate a musica, cultura e arte, continuano anche gli appuntamenti per Udine Estate. Noi siamo pronti per andarli a scoprire, anche perché sarà un fine settimana veramente ricchissimo di eventi, fino ad arrivare anche al prossimo 12 di luglio, quando ci sarà anche il festeggiamento per i santi Ermacora e Fortunato, santi patroni di Udine. Ma andiamo a scoprire di più insieme all'assessore alla cultura Fabrizio Cigolotto, ma intanto vi ricordo che potete trovare anche tutti i dettagli sul nostro sito radio.0.it e sul sito del Comune di Udine, insieme a tutti i social. Linea quindi direttamente a Udine. Ricordo quest'oggi la mostra Banksy and Friends, una mostra che mette a confronto con Banksy, questo grandissimo internazionalmente noto street artist, e 5 grandi artisti, anche questi molto noti a livello non solo nazionale ma ormai europeo, che si confronteranno con l'arte di questo appunto nome famosissimo. La mostra si apre in San Francesco, nell'ex chiesa di San Francesco, e alle ore 19 quest'oggi, e sarà aperta da domani dalle 10 di mattina fino alle 19 per il fine settimana, e poi fino alla metà del mese di settembre, ad esclusione delle giornate di lunedì e martedì. Avremo altre mostre, perché prosegue la mostra Arte 4 donne, 4 artiste friulane che sono ospiti in Palazzo Morpurgo, quindi saranno, come dire, ancora visitabili per 2 settimane le opere che loro hanno voluto dedicare alla città di Udine. E poi soprattutto mi permetto di ricordare gli appuntamenti musicali, che sono questa sera Modern Jazz, una rassegna che per 4 anni ormai si propone nella città di Udine, proporrà il grande Gegè Telesforo, e sarà in piazza Libertà, in caso di maltempo in Corte Morpurgo, organizzata da Simularte, questa società cooperativa di giovani e non solo, che sta promuovendo la presenza del jazz in maniera sempre più diffusa, capillare e anche di grande qualità nella nostra città. Approfitto a questa occasione per richiamare l'attenzione sulla festa dei santi patroni Ermacora e Fortunato, santi patroni della città di Udine, della diocesi di Aquileia e della diocesi di Udine, patroni di Aquileia. Appunto, i santi Ermacora, giorno 12, martedì prossimo, saranno celebrati innanzitutto con una solenne Santa Messa che verrà celebrata da Sua Eminenza Cardinale Mambertì, che viene da Roma, assieme al nostro Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, nel Duomo di Udine alle ore 10:30. Ma poi alla sera del martedì avremo un grande concerto ad ingresso libero e gratuito. Ospite nel Sagrato del Duomo sarà un grande artista che tutti conosciamo, si tratta di Cristicchi, che proporrà una sua opera scritta e interpretata da lui stesso, Il Paradiso, dalle tenebre alla luce, accompagnato dall'orchestra Naonis e dal coro del Friuli Venezia Giulia, diretti dal maestro Walter Sivilotti. Ecco, quindi un'occasione di grande musica che si proporrà alle ore 21:30 nel sagrato appunto del Duomo, quindi in piazza del Duomo. L'ingresso è libero e gratuito, come dicevo prima. Consiglierei di arrivare un po' di anticipo per il giorno dei santi patroni e per il giorno 13 successivo, ad accompagnare la Santa Messa solenne della mattina del giorno 12 in Duomo, e anche in un concerto straordinario in Duomo, sempre la sera del 13, interverrà la Cappella Musicale Pontificia Sistina e il coro del Papa. È uno dei cori, penso il coro più antico al mondo, ha più di 1500 anni.